Il Milan può sorridere. Infatti procede bene e senza complicazioni il processo di guarigione del polpaccio di Zlatan Ibrahimovic. Ad annunciarlo, dopo il controllo effettuato dallo svedese giovedì, la stessa società rossonera. AC Milan, si legge in una nota, comunica che Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il processo di guarigione procede bene senza complicanze. Un nuovo controllo è da prevedere fra una decina di giorni. L'attaccante milanista si era infortunato in partitella a fine allenamento il 25 maggio. Le polemiche partite dal Valencia non sono andate giù a Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta. È una polemica veramente molto offensiva. So di aver rispettato i protocolli, sono stato in quarantena come tutti. Non ho fatto i tamponi, quando a maggio abbiamo fatto i sierologici ho scoperto di aver contratto il virus. Il tecnico replica così alla società valenziana che ha accusato il mister degli orobici di comportamento poco responsabile alla luce della positività al Covid riferibile all'epoca del match tra i bergamaschi ed il Valencia. È stato un periodo in cui ho avuto dei malesseri, ma mai febbre o problemi polmonari di alcun tipo, le parole di Gasperini a Sky Sport. Quando sono partito da Bergamo stavo bene, suppongo sia stato quello il periodo, però la polemica è offensiva e brutta. Nuovi contatti tra Juventus e Roma che stanno valutando i rispettivi giocatori per pianificare un eventuale scambio, vista l'implicita alleanza di mercato delle due società. Ecco che allora la Juventus ha messo sul piatto Daniele Rugani, difensore che già l'anno scorso era stato vicino ad un trasferimento nella capitale nell'ambito di una trattativa riguardante Alessio Riccardi, centrocampista giallorosso, poi saltata per le valutazioni economiche troppo diverse. Ora sembra che i bianconeri ci stiano riprovando, ma la Roma ha già 6 difensori centrali, senza contare che vorrebbe riuscire a trattenere Smalling, che sta facendo pressioni sul Manchester United per rimanere un altro anno in prestito a Trigoria. Forse i capitolini preferirebbero altri calciatori, ma per ora sono disponibili ad ascoltare le offerte. Tegola in casa Lazio, che continua la preparazione in vista della ripresa della Serie A. Durante la partitella si è fermato Sergej Milinkovic-Savic per problemi al ginocchio. Non ha partecipato alla sfida, ma è comunque recuperato invece Lucas Leiva, mentre il portiere Strakosha lavora a parte, si sta gestendo, vuole rientrare piano piano dopo il problema al piede. Per quanto invece riguarda i test sul coronavirus, venerdì sono in programma altri tamponi.